Buongiorno avvocato. Buongiorno signor Cardoni Michael. Senta, Buongiorno avvocato. alcune domande in contraesame. Lei, su domanda del pubblico ministero, ha affermato di aver iniziato una sorta di carriera criminale con suo zio Baficchio, con Galleoni Sì. Giovanni. Senta, può datare meglio questo inizio della sua carriera criminale? Allora, io ho cominciato, a fare la vedetta a Piazza Gaspari nel 2004 e ho saputo che era mio zio che avevo fatto da poco 16 anni, quindi parliamo, che ne so, di settembre-ottobre. Ricordo che dopo qualche mese ci fu un blitz a Nuova Ossia, fra cui arrestarono mio zio Francesco Antonini, Daniele Pergola, Roberto Pergola e tante altre persone, Ho capito. Poi l'ho rivisto, sì. Quindi lei, suo papà Massimo, lo ha conosciuto nel 2004? Sì. Ma lei sapeva se suo padre collaborava con suo zio nelle attività criminali, tipo lo spaccio, slot machine, pizzo, droga? Allora, mio padre ha collaborato con Giovanni fino al 2002-2003 e quando io l'ho conosciuto comunque sia mio padre si era avviato un'attività all'inizio di Cocomeraro e poi di Paninaro sul lungomare Toscanelli e per il suo carattere un po' bruto, manesco, s'ubriacava, dava un po' fastidio, Giovanni l'aveva fatta allontanare dalla vietta. Quindi ha ricoperto un ruolo fino al 2003-2002, non saprei dire proprio una data esatta. Ma lei sapeva in concreto cosa faceva vostro padre? Cioè spacciava, faceva le estorsioni? No, mio padre faceva la stessa cosa che facevo io, controllavo la vietta. Ho capito. Faceva occupare i garage abusivi ai cileni. Queste cose qua che all'epoca tanti garage non erano occupati e niente, ha fatto occupare un po' dei garage con Belli, con Giovanni, a siciliani, a stranieri, Ho capito. Senta, lei ha appena detto che suo papà era un po' burrascoso, era un violento, cioè era manesco. Le risulta che ha avuto un alterco, ha picchiato un soggetto che si chiama il Ciambellaro? Sì. E il motivo della lite ce lo può spiegare? Il motivo della lite, non so se era stato un saluto o comunque sia uno sguardo del troppo, perché mi ricordo che quel giorno è venuto Massimiliano Spada a casa mia, che abitava a casa di mia madre, e mi ha detto vatti a riprendere tuo padre perché sta imbriaco fragico, gli ha menato al Ciambellaro. Io sono andato a cercare mio padre, ho visto il Ciambellaro con la bocca che usciva un po' di sangue, che andava via verso le Case Rosse, e mio padre già non so dove stava al bar di Omar o era andato al bar di Roberto, comunque già era sparito da... Ho capito. E questo Ciambellaro era il papà di Miserino Mirko Emanuele Granato? Sì. Ho capito. E poi avvenne che suo papà fu ferito? Fu gambizzato? Sì. Dopo questa lite con il Ciambellaro? Sì, dopo lasso di tempo, penso una settimanella massimo. Ho capito. Poi non so dire proprio, comunque sia una settimana massimo. Ho capito. Senta, lei conosce un Conad localizzato presso l'abitazione di suo padre, un Conad supermercato? Abitazione di mio padre abita a Ciglia. Ma frequentava un Conad, faceva la spesa di prepotenza a un Conad? Sì, a via Umberto Cagni e via Guido Vincon. Ah, ho capito. Chi era il proprietario di questo Conad? Orsorangelo. Come si chiama? E io chiamo Orsorangelo. Il cognome se lo ricorda? No. Ho capito, ma non era uno Spada, era un soggetto comune? Era una brava persona. Una brava persona. Tuttora penso una brava persona. E quindi si ricorda se suo padre faceva la spesa senza pagare a questo Conad con dei carrelli, usciva fuori? Sì, è successo che ci stavo pure io e c'era anche lei? sigarette. Sì, è successa una volta che c'ero pure io, ma
Cioè io ero andato là così e mi ha messo me, tra virgolette, cioè io alla fine non è che mi mancava da mangiare. A lui gli piaceva farsi tarantelle, stavo col bambino, gli ha fatto lui si chiama Giovanni, io gli rispettavo. Mo che non ci sta più mio cugino, io ripaga a lui, vabbè, tutte cose un po' particolari si è messa a dire. Ho capito. E quindi questo suor Angelo subiva da suo padre queste prepotenze? Sì, ma il Sorangelo ha subito per 10 anni, mi pare, cioè non è che è stata una cosa da adesso, cioè mi ricordo pure nel 2008-2009 andavamo a fare i fornimenti, cioè andava, perché io più che altro aspettavo al chiosco. Andava a fare i fornimenti di cibo? Gratis. Di spesa gratis, ho capito. Sì, andava a prendere birre per fare rifornimento, oppure magari, che ne so, spendeva 100 euro, gliene dava 40, gli diceva poi ti do, ma ho capito. C'era poco da fare. Senta, lei nel corso dell'esame ha nominato alcuni soggetti, Calabrese, Carichino, sì. Patacchiola. Ci può spiegare come conosce questi fatti relativi a queste persone e se qualcuna di queste persone è deceduta? Patacchiola non mi pare di averlo nominato. Chi ha nominato? Calabrese e Carichino? Calabrese e Carichino. Vabbè, Calabrese e Carichino erano, vabbè, aspetta, Calabrese Franco, detto Ciccione, che era il papà d'Alessandro, e Carichino, che mo mi sfugge il nome, francamente. Fabio Carichino dovrebbe essere. Questo Carichino è vivente o è deceduto? No, sono tutti e due morti. Ah, sono morti. E lei sa per caso chi li ha ammazzati? L'ammazza di Augusto Patacchiola. Ho capito, ma era gente che frequentava piazza Gasparri? Era gente che frequentava la Bisca Bianca, cioè che frequentava la Vieta, la Bisca Bianca, perché la Bisca Bianca era di Massimo Calabrese, il fratello di Franco. Ho capito. Ma questo Patacchiola, Augusto, era amico di suo zio? Sì, diciamo c'era un'amicizia, di fondo c'era un'amicizia. Ma che li ha ammazzati a Calabrese e a Carichino, come lo sa? Dai giornali, ho seguito il processo, dalla stampa? Allora, io nel 2009, no scusi, nel 2009 stavo carcerato a Civitavecchia e Alessandro Fasciani mi mandò un verbale fatto da Patacchiola Alessio in cui dichiarava le persone che erano andate sotto casa sua a citofonare, a bussargli alla porta, aveva messo in mezzo Simone Carinei, Carichino, Calabrese Alessandro, Rutilo Fabrizio, io non mi ricordo tutti i nomi, comunque si aveva fatto proprio una dichiarazione scritta. Siccome Alessandro Fasciani era coimputato con lui per l'omicidio del Gazzomero, mi ha mandato sti fogli a Civitavecchia, io stavo, per mandare in giro sti fogli che Alessio Patacchiola era infame. Ho capito. Ecco perché lo so, perché ho letto i fogli pure. Ho letto dei fogli. Ho letto i fogli, così ho parlato con Alessandro Calabrese, quindi è tutta che era il gente figlio che di gravitava Franco. in piazza Gasparri, in Ostia, queste persone, gente che all'epoca era in piazza Gasparri, era? No, piazza Gasparri di Ostia. Sì, ma sono persone di Ostia, questi criminali vicino. Che le ho nominato, sono persone di Ostia, quindi? Criminali, Alessandro Calabrese, se è criminale o non criminale non lo so. Augusto Patacchiola io mi ricordo che faceva lo spazzino per l'ama, poi se era un criminale o meno. Ma sono deceduti questi signori, però questi signori sono deceduti con colpi d'arma da fuoco, quindi non è che sono deceduti. Sì. No, ma infatti Franco Calabrese sì, era un boss, diciamo. Era un boss, ho capito. E c'è un'opposizione garantista. Braccio destro. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Senta, lei ha detto che conosceva Tiziano Spada e Vincenzo Spada, detto Gnocco, figli di Pelé, di Enrico. Dice che qualche volta ha spacciato con loro, con Titti e con Vincenzo. No, Vincenzo francamente non ci ho spacciato con Gnocco.
Ah, quindi non ha mai spacciato con Gnocco. Tiziano sì. Lei ha spacciato con Tiziano sì. Con Tiziano. Gnocco so che l'hanno arrestato per l'operazione che hanno arrestato Ube, il contadino e tante altre persone. Lei sa l'esito di quel processo nei confronti di Vincenzo Spada, detto Gnocco? Lo sa l'esito di quel processo? No, francamente non penso sia una cosa che mi interessa. Tiziano fu arrestato in quel blitz anche lui? No, Tiziano no, io con Tiziano ci ho spacciato dopo che hanno fatto il suo blitz. La domanda è questa, mi perdoni, perché signor Piazza Gardoni. Gasparri era scoperta e dopo che hanno arrestato Ube e tutti gli altri, diciamo, si sono messi in mezzo loro pure, Tiziano, Erpuzzola che sarebbe Francesco Spada, Juan Carlo Spada, un po' tutti, diciamo. Quindi lei ha spacciato soltanto con gli imputati di questo processo, Io con Tiziano ho Spada. spacciato con Tiziano, ho spacciato con Ube, ho spacciato un po' con tutti, non dico proprio tutti, ecco, con Foganera non ci ho mai spacciato, e con Ottavio non ci ho mai spacciato, con Romoletto o Carmine, Ottavio quell'altro grande non ci ho mai spacciato, l'unici che posso dire che ci ho spacciato so Roberto Spada detto Zibba, Enrico Spada detto il Magnifico, e Francesco Di Silvio detto Ube. E poi non è che io spacciavo con lui lui passava ogni ora con una busta con 50-100 pezzi, tirava dentro al parco di Piazza Gasparri e noi spacciavamo per lui. Ma non è che spacciavo insieme a lui, spacciavo per lui, che è un po' diverso. Posso mettere in mezzo Silvano Spada. Può riferire un episodio datato temporalmente, un luogo riscontrabile dove lei ha avuto a che fare con Roberto Spada? Roberto Spada piccolo? Quello del bar. Grande o piccolo? Il proprietario del bar, dove vendevi i cornetti. Il proprietario del bar... Allora, partiamo dal presupposto che io dal 2012 che mia moglie ha occupato casa a Via Baffico, fino ad aprile del 2014, fino a marzo del 2014 che è nata mia figlia Sharon, ero di abitué ad andare a comprare i cornetti e le tortine alla Nutella al bar di Roberto, perché in quanto lui si riforniva da Arlecchino e io all'epoca non avevo la macchina, preferivo andare al bar di Roberto che farmi 2,5 chilometri ad arrivare al negozio che le faceva baleniere. E diciamo con Roberto c'è sempre stato un rapporto normale, buongiorno, buonasera, poi è successo che aprile io ho cominciato a spacciare con lui, cioè non con lui scusi, con Roberto Spada piccolo, ha detto Zibba, con Silvano Spada, con Enrico Spada, e niente, lui una sera è venuto, è passato Maurizio Cirielli che non so, doveva fare qualcosa, ha detto sto andando da una parte, c'ho da fare, e lui si è vantato anche davanti a me che gli aveva fatto sta prepotenza di casa perché c'era un buffo di 8.000 euro che era salito e si era preso casa sua a via Guido Vincon. Ma adesso quindi, adesso arriviamo alla casa di Maurizio Cirelli, detto il sordo. Ok. In quell'occasione quindi non ha visto bustine, droghe, cose consegnate da Roberto? Io ho visto che Zibba, Roberto Spada, detto Zibba, andava a prendere una bussina con mi pare 20-30 pezzi, ma non so se l'ha presi dalle slot machine o dal bagno, ma il bar di fondo era di Roberto Spada Grande, quindi se gli stava bene, cioè se io ho un'attività mia lecita non faccio mettere cocaina o droga nel bar mio. Cioè io ho visto Roberto Spada Zibba, no? Roberto Spada Grande. E chi c'era con lei quando ha visto questa cosa? Ci stava il fratello di Zibba, Macista, ci stava Roberto Grande. Il periodo ce lo può riferire? Il periodo? Se era estate, era inverno, che giorno, se era primavera? Era aprile, aprile, non mi ricordo il giorno esatto, signor Saniscia. No, sono avvocato, però non mi ricordo... signore. Sono un avvocato, non mi chiami signore.
Vabbè, anzi, un signore, è più grande di me, le porto rispetto. Avvocato Staniscia, se gli va meglio le do dell'avvocato. E mi ricordo che era aprile del 2014, in quanto mia figlia Sharon era nata l'8 marzo e ho cominciato a spacciare per loro e a fine marzo. La cosa è durata 2 o 3 settimane e quando c'è stato questo scambio dei pezzi che Robertino sarebbe Roberto Piccolo, l'ha dati a me, c'era Maciste, c'era Roberto Grande, e c'era Principessa che è la sorella d'Ottavio, c'era un'altra persona che mo mi sfugge il nome, comunque eravamo 4-5 persone. Ho capito. Senta, l'episodio dello scambio di case di Cirelli e Maurizio il Sordo, lei ha detto che questo scambio di case da chi l'ha saputo? Da Cirelli? Che No, c'è no, stato da lo scambio Roberto di case Spada. con Roberto? Da Roberto Spada. Ha saputo che c'è stato uno scambio di case. Ma No, uno scambio di casa, gli ha levato casa alle prepotenza perché c'era un buffo del fumo. e questa cosa chi gliel'ha raccontata? Sempre Roberto Spada. Ma le ha viste lei le case, le condizioni come stavano, quelle di Cirelli e Roberto e quella di Roberto? Se era conveniente, Casa se era di- una casa rovinata, se conveniva. Io da quello che so, le case di via Marino Fasan, che sarebbero le case quelle dove sta la mamma di Cirielli, si vedono proprio i barconi che crollano a pezzi, proprio i pezzi di ruggine, i ringhiere che Ma lei c'è cascano stata da a casa sopra. di Roberto Cirelli? Dentro casa di Roberto Cirelli c'è mai stato? Di Maurizio Cirielli. Di Maurizio Cirelli c'è stata? Ha detto il Sordo, c'è stata lei? No, sono stato al garage suo, ma a casa della mamma no. Ah, quindi non l'ha mai Sono vista? stato... La domanda è Sono stato questa, là se ha mai sotto visto la casa della perché mamma mi è Cirelli, capitato di Maurizio, detto aspettare il lezione, Sordo, che è il fratellastro. si era rovinata, E se siamo quindi le condizioni. Lei ha aspettavo detto- lì sotto. Mi faccia fare la No, non domanda. Lei ha dovete detto che non c'è mai sovrapporre stato le in voci. questa casa. No, Ho capito. Senta, e sua moglie, Yanni Tamara, frequentava il pub Lo Stato Brado di questo Maurizio Cirelli? sì. Cosa andava a fare sua moglie là? Ogni tanto andava a prendere fumo, ogni tanto si andava a prendere una crepe. Ho capito, quindi a volte fumo, a volte crepe. E questo fumo glielo dava Sì. Maurizio Cirelli? Sì. Ho capito. Senta, lei dice di questa palestra occupata, non so da chi, durante l'esame ha risposto al pubblico mistero. Ci fa una Sì. genesi di questa palestra di Roberto Spada? Di chi era prima, chi l'aveva Roberto occupata Spada? prima? La palestra. Sì, la famosa palestra, cioè quella era arrestata o quella prima? Che stanno 2 le palestre. Quella prima. Quella prima perché quella era arrestata io già ero andato via, quindi manco l'ho mai vista. Niente, la palestra che sta a via Antonio Forni all'origine era una palestra di pugilato che veniva gestita in parte dalla moglie di Roberto Spada, ma di fatto pagavano affitto a Giovanni. Poi ripeto, come fossero andate le cose, come erano realmente le cose, questo lo possono sapere Elisabetta e Giovanni, che Porello non c'è più, lo può sapere Roberto. E di fondo io so che comunque sia pagavano per stare là, cioè non è che la palestra era gratis, so che i ragazzi si allenavano a fare la box e dopo un paio d'anni, un anno che è morto Giovanni, hanno messo pure questa scuola di danza. Cioè, prima che moriva Giovanni, sempre Roberto, mo non so chi la gestiva, allenatori o non allenatori, facevano la kickbox, la box, cose così. Poi mi ricordo che... Ma questa Sì. palestra era frequentata anche da lei, io lo sapevo di Io ospiti. l'ho frequentata nel 2006-2007, ma qualche mesetto, proprio poco e niente, ma c'è il livello agonistico perché ho fatto prepugilistica e box, ma ci andavo giusto per sfogarmi un po'. Quindi fino nel 2007, quindi nel periodo in contestazione 2006, no. 2007, non so di una data, ma ci sono andato
ci sarò andato 10 volte, non è che stavo là tutti i giorni, ero un frequentatore di tutti i giorni. Ho capito. Senta, invece la bisca di Lelli, quella gestita da Lelli nel 2014-2015, la frequentava pure lei? Allora, io la bisca a via Danilo Stiepovic, diciamo, l'ho frequentata poco e niente, cioè nel senso, l'ho frequentata nel periodo che avevo finito gli arresti, nel 2015, da marzo, un paio di mesi, e là c'ho avuto la tarantella poi con Massimiliano Spada che voleva casa di mia madre, che è venuto con mio zio Francesco Leone, c'era pure Lelli, e lui voleva sta casa e basta, cioè, ma a livello di frequentazione c'ho i miei suoceri che abitavano a Via delle Azzorre, quindi dall'altra parte, quindi era normale che passavo là tutti i giorni, cioè ciao ciao, basta, mi fumavo una sigaretta e bah. Cioè non è che ero un giocatore, o giocavo manco so buono a giocare a biliardo, quindi... Ho capito. Senta, invece per quanto riguarda l'episodio di Lelli, il colpo di pistola sparato vicino all'orecchio di Lelli e la rottura del ginocchio del fratello di Lelli, Sandrino, chi gliel'ha riferito a lei? Da parte di Giovanni Galleoni? Entrambe le cose me la riferire Lelli in primis, perché comunque sì, allora Giovanni era morto da poco, c'era circa un anno diciamo, e era morto a novembre del 2011 e mio figlio Giovanni è nato il 1° ottobre del 2012. E era il periodo che volevamo rialzare la vietta e una sera mi disse io da qua non ci sento bene perché tuo zio mi ha sparato vicino orecchio, di qua e di là, io ce l'ho un po' con te perché hai chiamato tuo figlio, non ce l'ho con ragazzino, ma io ce l'ho con te perché a me quel nome mi ricorda cose così. Poi vabbè mi ha raccontato questo episodio del ginocchio di Sandrino, perché Lelli c'aveva un buffo e Giovanni non mi ricordo se gli ha levato la mansarda che poi ha venduto a Valentina, mo non mi ricordo il cognome ma l'ho detto al verbale, purtroppo ora il cognome mi sfugge, comunque sia è la compagna di Luis Alvaio o Alvaro qualcosa, che stava con Silvia Dragonetti che ci ha fatto pure una figlia, e non so se era l'episodio della mansarda o comunque sia un altro. Fatto sta che Lelli aveva sto buffo, gli ha menato, Lelli faceva il pugile all'epoca, ha spaccato il ginocchio a Lelli, Sandrino si è messo in mezzo, all'epoca lui giocava diciamo nelle riserve della Roma in Serie A, ha preso Sandrino e gli ha spezzato il ginocchio pure a Sandrino. Questo Galleoni lo ha fatto? Sì, sempre Galleoni. E dove l'avrebbe fatto questo? Nella stanza del garage delle torture? No, nella stanza del garage delle torture, a Lelli ha sparato vicino orecchio, penso nell'ufficetto che c'aveva come scendevi la rampa delle scale, e ginocchia gliela spezzate proprio sulla discesa del garage, davanti a tutti, in pieno giorno. Questo sempre Giovanni Galleoni? Certo. Ho capito. Per ora nessun'altra domanda. Allora, chi vuole rivolgere domande? Buongiorno signor Cardoni, avvocato Proietti. Buongiorno avvocato. Difesa Spada Roberto detto Zibba e Spada Enrico detto Maciste o il Magnifico. Ok. Lei ha riferito che nel 2014 per 14 giorni, per 2 settimane, ha spacciato a stecca con Enrico e Roberto e Zibba. Ci può specificare, ci può descrivere cosa significa questa espressione spacciare a stecca? Stecca che il guadagno veniva condiviso e la rimanenza veniva reinvestita nello stupefacente. Quindi in quei 14 giorni lei ha finanziato l'acquisto di stupefacente, quanto ha messo di soldi? No, io non ho messo niente,
loro lo compravano e io lo spacciavo. Ah, quindi loro lo compravano, quindi non stava a stecca lei? Più che altro sta droga, a detta di Silvano, la comprava lui, riforniva lui sta piazza di spaccio, ma tante persone si sono lamentate No, però la della domanda, pessima qualità. Cardoni, la domanda è precisa. Lei ha detto che stare a stecca, ma ascolti, che stare a stecca Stare a stecca, mo te lo significa... spiego io Romano, sta a stecca vuol dire che se una cosa la vendi a 50 euro, sei in 4, so 5 euro per uno al pezzo, i 30 euro che rimangono si reinvestono per più altra droga. Ecco che vuol dire sta stecca. Allora, secondo quello che ha riferito lei, stare a stecca significa... Ok. Mi scusi, Cardoni, faccia finire la domanda. Prego, per prego. favore. Stare a Prego, stecca prego. significa 3-4 persone si mettono insieme, mettono dei soldi insieme e acquistano la sostanza stupefacente. Questo l'ha detto lei la Ma scorsa io- volta. Presidente, c'è opposizione, Forse non ha detto non ha quello assolutamente così. detto questo, è un Non ha metodo detto- di Ha parlato distribuzione della del stecca, provino. ma non mi pare che abbia detto questa cosa, questo metodo di mettere i soldi. Mi sembra di no. Aspetti che lo ritroviamo. Vabbè, comunque ci può chiarire lei adesso cosa intendeva per stecca e... Prego, prego, risponda alla domanda. No, il problema è che io non ho mai detto che mettevo dei soldi per acquistare la droga, quindi magari l'avvocato Proietti ha letto qualcos'altro, non lo so. Perché io ho detto stavamo a stecca perché si vendeva un pezzo, si divideva per 4 e a detta loro si reinvestivano quei soldi, ma io non ho mai messo un euro per comprare la droga con loro, cioè se no non spacciavo per loro, no, me la compravo per cavoli miei e me la vendevo da solo, no? Che sto stupido che do pure i soldi, cioè mi rischia galera solo io e metto pure i soldi per fargliela comprare, cioè. Allora, la dottoressa Calò le ha chiesto che cosa si intende per stare a stecca, sempre per spiegare questo gergo. Le ha risposto, quando acquisti uno stupefacente viene diviso in 3-4 parti uguali. Una partita di cocaina costa 4.000 euro, siamo in 4, si fa 1.000 euro per uno e il guadagno si divide in parti uguali. Questo l'ha detto lei la scorsa udienza. Ma magari... Ah, la scorsa udienza. A che pagina? Allora, lei qui scusi, parlava Io in forse generale. quello, Scusi, signor giudice, scusi, forse quello è stato un esempio. Cardoni, mi scusi un attimo, sto Ho fatto un rispondendo al Presidente. esempio, ma ho Pagina detto io 23. ho messo 1.000 euro con 4.000 euro con Silvano, Macizze e Zibba per prendere la droga, no, ho fatto un esempio. Cosa vuol dire a stecca? Lei quindi Io ho parlava in specificato, ho generale. spiegato Parlava in il generale, significato non della faceva parola secca. riferimento all'attività specifica da lei Allora. svolta. Quindi. Che pagina era, scusi avvocato? Pagina 23, 43 di 64. Aspetti, allora, Signor giudice, Prego. durante i colloqui con la dottoressa Ilaria Calò mi è capitato di spiegare dei determinati linguaggi che comunque però io siano, la domanda, cioè, Presidente, sono mi scusi, romani, diciamo, no? qui dobbiamo fare l'ermeneutica dell'ermeneutica. Allora, a un certo punto viene interrogato il signor Cardoni e dice precisamente testualmente in fase di interrogatorio, quando ha rilasciato le dichiarazioni, che per 14 giorni è stato a stecca ha spacciato a stecca con Enrico e Zibba. La dottoressa Senta, Calò gli ha avvocato chiesto di Proietti, se spiegare, vogliamo attaccare però se il posso capello, finire, aspetti, no, una no, cosa. Cardoni Io non ho faccia come sua dato moglie, una Cardoni, dichiarazione faccia che stava a Faccia stecca fare con la loro, domanda. poi mi è stato chiesto la volta scorsa che vuol dire stare a stecca, ho fatto un esempio. Cardoni. Sono due cose differenti. Cardoni, mi ascolti, lei faccia finire la domanda, poi dà la sua spiegazione, capito? Ok. Allora, quindi quello si riferiva al colloquio fatto nella fase delle indagini, no? Su aprile 2014 ha spacciato a stecca con Enrico A stecca. e Roberto per 14 giorni.
Va bene. L'ha detto lui. Sì, sì, Poi l'ha gli è detto lui. stato Poi chiesto ha che dato- significa stecca e ha spiegato che significa stecca. Allora io adesso la domanda era questa, quindi lui non ha messo soldi per acquistare questo stupefacente. Questa No. è la domanda, giusto Cardoni? Giustissimo. Giustissimo. Quindi quando lei dice sono stato a stecca, ho fatto questa tarantella per 14 giorni con Enrico e Roberto, lei che cosa doveva fare? Visto che non ha Io messo dovevo soldi, spacciare. quindi doveva spacciare. E quanti pezzi ha spacciato? Che avrò spacciato 30 pezzi. Lei ha spacciato 30 pezzi. E dove li ha spacciati questi 30 pezzi? A Piazza Gasparri. Quindi gli sono stati consegnati 30 pezzi che lei custodiva dove, Cardoni? Dentro casa di mia madre. Dentro casa di sua madre. E poi li ha spacciati lei? Sì. E quanto ci ha fatto con questi 30 pezzi? Che ci ho fatto? 5 per 10, sono 50, sono 150 euro. 150 euro ci ha fatto lei con questi 30 pezzi. Il suo guadagno, Dovevamo prendere 4 persone, 5 euro al pezzo, quindi eravamo 4. cioè 4 persone dovevano prendere 5 euro a pezzo, 5 euro lo prendeva lei, 5 euro lo prendeva Zibba, 5 euro lo prendeva Enrico e 5 euro prendeva un altro? Questo era? Silvano, sì, sì. Di fondo era quello il patto, diciamo, ma si sa che non era così. Cioè. No, lei ce lo sta spiegando, cioè il patto era quello. Sì, 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 il patto era quello, sì, Quindi l'origine era E quello. chi l'ha comprata questa sostanza? A detta di Silvano prendeva sta cocaina, poi se la prendeva qualcun altro io non lo so. Quindi Silvano la comprava e voi la vendevate? E ognuno di voi guadagnava 5 euro a pezzo, giusto? Sì, però loro stavano a sedere sulla panchina senza fare Lasci niente. perdere, questo era l'accordo tra di voi? Sì, Quindi anche Enrico doveva prendere 5 euro a pezzo e anche Roberto doveva prendere 5 euro a pezzo. Loro spacciavano i loro 30 pezzi e lei spacciava i suoi 30 pezzi. Questo era l'accordo? no, non ci stavano 30 pezzi e 30 pezzi, c'erano questi famosi 30 pezzi e basta. C'erano solo sti 30 pezzi? Sì, dopodiché mi sono tirato fuori perché era meglio che andavo a rubare. E quindi guadagnavo di più. aspetti un attimo, quindi questi 30 pezzi che sono stati acquistati sono stati dati tutti a lei e li ha venduti tutti lei? Ho venduto io, sì, poi è successo che io sono andato a Milano e ho preso anche una multa da Trenitalia a Milano perché in febbraio dovevo cominciare gli arresti e E lei è andata a Milano prima o dopo averli spacciati questi pezzi? È andato a Milano prima o dopo averli spacciati questi pezzi? Nel durante è successo che sono andati alle 3:30 di notte a casa di mia moglie e gli ha dovuto far aprire a casa di mia madre e Zibba si è andato a prendere questi pezzi dentro casa di mia madre dove sapeva che c'erano i pezzi. E quanti erano sti pezzi che erano rimasti? Che saranno stati 12 pezzi, 13, 10, non lo so. Non mi posso ricordare una cosa di 5 anni fa, così. Beh no, come non si può ricordare una cosa di 5 anni fa? Ho capito, ma mi ricordo se erano 11 o 12, che cambia? Scusi, e lei hanno Cioè, non fornito... vedo la logica. Allora, lei le hanno fornito della Ok. sostanza stupefacente, è stato preciso, 14 giorni, 30 pezzi Ok. e ne ha spacciati una ventina, quindi li ha spacciati lei, giusto? Ok. Poi gli altri 11 li hanno ripresi loro? Ma non è che l'hanno ripresi, in altri, alla fine 5-6 gliel'ho ridati a Silvano perché sono tornato da Milano perché in Febbraio, qualche giorno prima che partivo, i signori hanno fatto tutto un ragionamento strano, un po' in zingaro, un po' in italiano e hanno fatto tipo l'esempio che qualcuno veniva ammazzato in incrocio del tabaccaio e non mi sono più sentita di lavorare con loro, siccome all'altro incrocio avevano ammazzato mio zio. No, ma lasci... Che lascia? Allora, io ti sto facendo le domande su questo episodio in cui dice che lei ha Ok. commesso dei reati di spaccio, giusto? Perché Ok, lei 20 pezzi e li ha io le sto spacciati lei. rispondendo. Ecco, perfetto. Allora, a un certo punto, dopo questi 14 giorni, lei non se l'è più sentita, quindi questi 11 pezzi che le erano rimasti, glieli ha restituiti?
Sì, non mi ricordo se erano 11, comunque erano 4-5 pezzi. 4-5 pezzi glieli ha restituiti. Sì. È finita là, quindi quella collaborazione finisce là. Inizia in una settimana Sì. e finisce 2 settimane dopo, giusto? Sì. E questi 30 pezzi chi glieli ha dati a lei? Chi glieli ha consegnati? Roberto Spada ha detto Zibba. Gli ha messo in mano a lei 30 Bravo. pezzi? Però io posso chiedere una cosa, avvocato? No. No. Scusi, lei Ha non detto 3 faccia le volte che gli ha domande. dati i però. pezzi e 3 volte gli ho risposto che mi ha dati Roberto Spada. Non l'ho capita. Normale. Sono 3 volte che mi chiede chi mi ha dato i pezzi e sono 3 volte che le rispondo che me li ha dati Roberto Spada. Roberto Spada ha detto Zibba, gli ha dato i 30 pezzi. Zibba. Roberto Spada ha detto Zibba. Gliel'ho detto già 3 volte, me lo vuole richiedere magari fra 5 minuti così glielo ripeto. Se c'è bisogno glielo richiedo fra 5 minuti anche, No, Cardoni. vabbè. Lei sta seduto No, lì no, per ma rispondere Presidente, alle domande. Presidente, Allora. no, Presidente, no, voglio dire, io sto qua a disposizione. Cardoni, Qui, Cardoni, allora, non dottor faccia Parassi, la polemiche, scorsa risponda volta alle siamo stati domande, se no tolleranti su un l'avvocato diventa atteggiamento di questo altrettanto genere. polemico. Cioè non è che lui si può Vabbè, permettere allora, con me di avvocato, fare il faccia- gradasso in dato questa maniera. Va Continui bene? a fare le domande, su. Andiamo. Allora, voglio sapere, quando gli ha dato sti pezzi? Perché lei dice non mi posso ricordare di cose 5 anni fa, siccome è un episodio piuttosto Presidente, specifico, allora viene c'è opposizione. consegnato Allora 30 voglio pezzi. dire, no, allora l'avvocato finora ha prima richiesto le stesse cose e va bene, diciamo che ci serve come memoria, ma rispetto a delle, come dire, risposte precise, collocante nel tempo compatibilmente con la memoria umana, non si può reiterare alla n volte la stessa domanda solo per mettere in difficoltà il test. Ma io non voglio mettere in difficoltà il test, io voglio sapere, ci sarà stato un giorno preciso in cui andate a ritirare questi 30 pezzi, no? È un'attività un po' particolare quella dello spaccio dello sostanza stupefacente, ce l'avrà la contezza, la memoria di quello allora, che è successo? conclusivamente, su, finiamo su questo punto. Allora, prego avvocato, faccia la domanda. Senta Cardoni, gli faccio un'altra domanda. Lei ha riferito a un certo punto che aveva nella sua disponibilità 3 case occupate, Sì. vero? E queste 3 case occupate erano collocate dove? 2 a via Baffico e 1 a via Vasco de Gama. Dopodiché di queste 3 case occupate c'è stata un'attenzione da parte di Massimiani, Dettolelli, di Massimiliano, eccetera. In che periodo temporale viene collocata questa attenzione da parte dei signori Massimiliano Spada e Massimiani Dettolelli? Allora, Massimiani ha cominciato a darmi fastidio ad agosto del 2012 con queste case. Voleva per forza la casa di mia madre, si era inventato che aveva pagato 5.000 euro di mattonelle e tutte cose. E Massimiliano Spada ha cominciato a volere questa casa di prepotenza ad aprile del 2015 e se l'è presa a maggio poi. Quindi lei, diciamo che è dal 2012 che ha cominciato ad avere storie con questi signori, giusto? No, con Massimiliano Spada no, solo con Massimiliano Massimo. Solo con Massimiani Dettolelli? Sì. Quindi nel 2014, quando poi per quei 14 giorni ha fatto quell'attività di spaccio, i rapporti con gli Spada erano tranquilli? Sì. Non c'è avuto mai nessun problema? Con loro no, ancora no. I problemi sono cominciati ad arrivare nel 2015, giusto? Così ha detto lei. Sì. Sempre in relazione a quella casa, che non era la casa di sua madre, era la casa dove ci stava lei? La casa di mia madre. I problemi sono arrivati con casa di sua madre? Eh sì, perché Massimiliano Spada viveva in un sottotetto abusivo e gli era nata da poco la bambina e non avendo la disponibilità economica di affittarsi una casa o di occupare, perché per lei
e non voleva che sua figlia occupasse una casa perché lui era Pelé, questo parole di Pelé, detto vabbè Pelé Enrico Spada, e hanno voluto fare per forza sto scambio, mi hanno minacciato, poi però lei la scorsa volta a un certo punto ha fatto una dichiarazione, se me la può spiegare, che dice che a un certo punto lei aveva bevuto un po' e è andato a discutere con Massimiliano Spada, perché Massimiliano gli aveva portato una signora da lei, una certa Annarita De Felice, che doveva comprare la sua casa e che questa signora aveva dato 7-8 mila euro. Sì, era precisamente... Aspetti, e finisco. E il signor Massimiliano Spada se n'era già tenuti 3.000 euro, come se fosse una commissione per aver portato questa persona a comprare casa, giusto? No, posso spiegare la storia dall'inizio? Cioè, perché non si capisce bene, di questi 8.000 euro, 3.000 euro se li è tenuti Massimiliano, gli altri 5.000 se li è tenuti lei? Più di 3.000 se ne è presi, perché è venuta a Gina più volte, Pelé sta male... una volta 100 euro, una volta 100 euro, Massimino una volta altri 200 euro. Le leggo quello che ha detto lei, se me lo spiega però, che si capisce bene. Allora, lei ha dichiarato, questa signora ha dato 8.500 euro a Strozzo e Bocconi e il signor Massimiliano Spada gli sono stati dati più di 3.000 euro e quindi se su 36 ne doveva prendere 6 ha preso più della metà che doveva prendere in origine, cioè gli altri soldi chi li doveva prendere? Li doveva prendere lei che vendeva casa? Certo. Quindi di questi 7.500-8.000 euro che ha dato questa signora Annarita De Felice, 3.000 se li è tenuti Massimiliano, gli altri 5.000 chi se li ha tenuti? No, i soldi non l'ha dati Annarita De Felice, signor avvocato. E lo dice lei? Questa signora ha dato 7.500-8.000 euro. No, la signora l'ha portata il cognato di Annarita Di Felice, un certo Mario, e la signora si chiamava Marina Lorenzato, l'ho scritto anche nei verbali. E questa signora Marina Lorenzato ha dato 7.000-8.000 euro, giusto? Ok, sì. E il signor Massimiliano Spada si sono stati dati 3.000 euro. Gli altri 5.000 euro chi se li è tenuti? Se li è tenuti lei? Io ho preso 7-8 mila euro allora io ho cominciato gli arresti a giugno e fino a ottobre la signora era intenzionata a prendersi l'alloggio. Poi ha visto l'insistenza del signor Massimiliano Spada, che l'ha minacciata anche telefonicamente, aveva preso i soldi lei, ma purtroppo casa non la voleva più per le minacce di Massimiliano Spada. Ma questi soldi che ha messo San Lorenzato, lei ne ha presi una parte o no? Sì, una parte l'ho presa, a Strozzo e Bocconi l'ho presa, sì. Quindi lei doveva vendere casa di sua madre, dove c'è stava sua madre. Massimiliano Spada aveva trovato sta acquirente attraverso Massimiliano Spada, De Felice, Sarachella, quelli che sono, che era sta signora Lorenzato. Ha messo un acconto, di questo acconto una parte li ha presi Massimiliano, una parte ha presi lei, giusto? Sì, poi lui, vabbè, sostiene di averla data conti pure a Gina Sarachella, Annarita De Felice, ma di da quanto dicevano euro, Gina e Annarita non hanno mai preso una lira da Massimiliano. Ma lei sti soldi li ha presi, sì o no? Sì. Quindi la doveva vendere sta casa? Sì, la volevo vendere. Perfetto. E quindi avete litigato per questa cosa, perché lei riteneva di dover prendere altri soldi ancora? Non abbiamo litigato per quello. E lei ci è andato per questo? Abbiamo litigato perché il signor Massimiliano Spada a gennaio è venuto con Armando Spada, che è il figlio di mi viene il nome. Vabbè, Armandino Spada, il fiore, mi salta il nome del padre, è venuto lui, che comunque è il fratello di Massimiliano Spada e Silvano Spada, ma mi scappa il nome del papà di Armandino, è venuto con Armandino che voleva 500 euro, e io ho detto a Massimi, ma io 500 euro, ma adesso staresti mando tipio, no, però se la dovessi vendere casa, 500 euro regalameli. Io l'ho fatto il favore di su e di giù. Dopodiché è tornato a marzo, questo buffer è diventato di 1.000 euro magicamente. Da 1.000 euro da marzo a maggio, che poi maggio mi ha levato casa, sono diventati 2.500.
Ecco come sono andate le cose, un buffo inesistente, almeno il sordo ce l'aveva il buffo con Roberto, io con Massimiliano non ce l'avevo il buffo, perché se su 7-8 mila euro ti do più di 3 mila euro e tu in totale ne devi prendere 6, hai mangiato anche troppo, cioè gliel'ho dati per non avere problemi, ma poi non ho tarantelle. capito, perché non gliel'avete data più sta casa alla signora Lorenzato? Perché non c'aveva più i soldi lei? No, lei si è tirata fuori perché è stata minacciata telefonicamente da Massimiliano Spada. Minacciata di Perché? cosa? Ah, non lo so, minacciata di che? Io chiedo a lei. No, dico, non l'ha più comprata questa casa, questa signora. Il resto dei soldi No, non l'ha più comprata, no. E lei gliela restituiti sti soldi che aveva preso, sti 5.000 che aveva preso? No, Caparro ormai funziona così, una volta che tu butti i soldi, cioè una volta che ti vuoi comprare una cosa e poi non la compri più. Una cosa che specifichiamo era la casa occupata. Sì. Una casa occupata da lei e da sua madre, no? Non è che sta vendendo occupata... una casa sua, sta vendendo madre. una casa occupata. Io non ho occupato. Non l'ho occupata io, l'ha occupata mia madre. Dico, stavate vendendo una casa occupata, non stavate vendendo una casa di vostra proprietà. Sì. Stavo a vendere io, sì, ma assumo le mie responsabilità. Perfetto. Poi lei ne ha occupata pure un'altra di casa, no? Quella vicino, giusto? Sì. E come l'ha occupata quella? L'ho occupata perché il signor Bambo, che è un signore che abita ai lotti, ha fatto un buco fra parete e parete e siccome lui era secco è riuscito a entrare dall'altra parte dell'appartamento e mi ha smontato la serratura d'H e mi ha aperto l'appartamento. Quindi lei ha, sfondato un tramezzo e è entrato dentro casa e l'ha occupata, giusto? Sì, ho pagato Bambo e ho pagato Massimo Calabrese per quella casa. Perfetto. Dopodiché pure quella doveva vendere? No, la mia no. A mia ho cominciato a pensare a venderla quando c'era l'esasperazione, sempre con quando queste... non si voleva più. Mi scusi Cardoni, sempre con queste modalità, no? Di trovare qualcuno che... Sì. Ok, sempre tutto a voi ovviamente, giusto? Perché è sempre casa del comune, non è casa vostra. Sì, è casa del comune, ma io casa mia, cioè casa di mia moglie, perché io non avevo neanche la residenza, se non avevo i signori Spada che mi torturavano la vita, io ancora stavo ad Ossia. Sì. Però, voglio dire, quando è stato l'episodio di sua madre c'era d'accordo col signor Spada che gli torturava la vita? A trovare allora, il signor Massimiliano Spada ancora non mi torturava la vita, signor avvocato. Poi, ripeto, ha cominciato dopo quasi un anno a torturare, no, dopo neanche un anno ha cominciato a raccollarsi, che voleva questi soldi, 500, 1000, 2005, che, ripeto, io per sfortuna mia buffi non ce n'avevo. La vita mi ha cominciato a torturare quando si è trasferita a casa di mia madre pure, perché a me finché si era preso casa, finché sono entrati, hanno dato la mansardina a mia madre, a me mi stava pure bene avvocato, però a casa la mansarda mi hanno levata perché il porello serviva a Lelli, perché sennò dovevano andare a dormire in macchina con Giorgia, allora io ho dovuto da casa a Lelli e Massimino tutti i giorni si prendeva i soldi, i soldini da Massimiani. Cardoni, mi scusi. Se me il signor Massimiani... Cardoni, mi scusi, Cardoni, la interrompo. Prego. La mansarda è un'altra casa ancora? O è Sì, è un'altra casa ancora. È un'altra casa È ancora? la casa dello scambio con Massimiliano Spada e mia madre, scambio forzato. No, mi sono perso un attimo, mi scusi Cardoni, cioè la mansarda è un'altra casa ancora rispetto a quella dei 5.000, degli 8.000, dei 3.000 di cui abbiamo parlato prima? Sì, è la casa dove conviveva Massimiliano Spada e Maria Dora Spada, era la loro casa, era via Vasco de Gama 92 se non erro, ma non mi ricordo la palazzina e il numero civico, comunque era l'ultimo piano. Eppure quella era sua, che l'aveva occupata pure quella, l'aveva occupato lei inizialmente? No, quella era di Massimiliano Spada e Maria Dora Spada. E allora perché dice che gliel'ha levata quella, se era loro, se l'avevano già occupata loro? Me l'hanno levata perché Massimiliano Spada e Maria Dora Spada si sono presa casa di mia madre a via Baffico e mia madre è dovuta andare ad abitare sotto un sottotetto a via Vasco de Gama 92.
Ad agosto del 2015 questa casa la voleva Lelli, quindi siccome Lelli era il cagnolino di Ottavio, era amico degli Spada, era il loro sodale, mia madre l'ha dovuta mandare allo Spallanzani con la scusa di farla curare, e casa che era in origine di Massimiliano Spada e Maria Pera Spada se l'è presa il signor Massimo Massimiani. Quindi quella non l'aveva occupata lei inizialmente, l'aveva occupato qualcuno? No. Perfetto, adesso ho capito. Senta, poi lei dice che a un certo punto ha avuto un problema sempre con sto Massimiliano Spada Sì. per un furto di corrente e che poi è stato interrotto alla scorsa udienza, che stranamente dopo un giorno Massimiliano Spada, che era stato arrestato, è uscito subito, e lei aveva timore, come se uscendo subito dopo un giorno, aveva timore che potesse aver raccontato qualcosa ai carabinieri. Ma perché lei aveva qualcosa da nascondere? No, io non c'avevo niente da nascondere, però di solito il punto è questo qua, avvocato, io sono stato a Civitavecchia con un signore che si è fatto 6 mesi, perché Porello non c'aveva la corrente, si è attaccato a un palo e si è fatto 6 mesi in carcere, quindi quando uno si fa un giorno di galera e ruba la luce, conosco Cambolungo e Stefano che si è fatto 8 mesi perché rubava la luce, ho conosciuto questa Civitavecchia che si è fatto 6 mesi perché rubava la luce, evidentemente erano 2 le opzioni, o Massimiliano Spada aveva cantato o aveva rinunciato a mia madre. La strada è questa, quella di strada è questa, un po' uscì per un furto di corrente dopo manco 24 ore. Io non c'avevo niente da nascondere, guardi. Dico, però lei, la sua preoccupazione è che Massimiliano Spada aveva denunciato sua madre per che cosa? Che aveva denunciato mia madre, che era stata lei. Quando mia madre erano 6 mesi, da agosto, settembre, ottobre, novembre, erano più di 4 mesi che mia madre stava allo Spallanzani. Sua madre ha recuperato lo Ecco Spallanzani. la mia preoccupazione. Siccome mia madre già a mansarda aveva onorata, già stava a Rentanaclini, già stava allo Spallanzani, non c'aveva un tetto, la mia preoccupazione è che avesse accusato mia madre, siccome Massimino ce l'ha per vizia, che c'è a lingua lunga a fa spia, è stata quella la preoccupazione mia. Cioè Massimiliano Spada c'era per vizio a fare la spia, a denunciare la gente? Allora, scusi una cosa, le posso chiedere una cosa, no? Sì. A me mi hanno dato gli arresti a via Baffico, a casa di mia moglie, perché ero sposato con Tamara Ianni, avevo 2 figli con Tamara Ianni. Io mi domando, ma la Polizia di Stato come fa a dare gli arresti a Massimiliano Spada in una casa dove non ha voltura, residenza o domicilio, o una bolletta, una qualsiasi cosa, neanche l'ama che l'ha intestata a lui? Come fa la Polizia a dare casa agli arresti domiciliari in una casa che a lui non c'entra proprio nulla, oltre il campanellino con scritto Gallaci Spada? Quindi in quella casa di Spada non c'era nulla, quindi Massimiliano Spada faceva la spia in polizia. Cardoni, sulla base di questo ragionamento lei sospettava che fosse un confidente della polizia? Ma signor avvocato, il problema è questo: se uno arrestano 30 volte e sta sempre fuori, vuol dire che fai la spia, ci sta poco, raccoglieva informazioni, magari faceva qualcosa di illecito, cioè alla fine si rubava i prosciutti, la mortadella, il salame, il caffè, i pannolini. Però le ripeto la domanda, le ripeto, Cardoni, però se lei mi risponde, se no ci mettiamo un sacco di tempo. Quindi lei, sulla base di questa sua considerazione, sospettava che fosse un confidente della polizia, corretto? Sì o no? Sì, correttissimo. Sì o no? Mentre invece lei e sua moglie, confidenti della polizia, ci siete mai stati? Io mai. Lei ha conoscenza dei rapporti tra sua moglie e il sovrintendente Claudio Simonetti? Della polizia di Ostia? Di quella stessa polizia che metteva i domiciliari? Io so che ha fatto una denuncia per la macchina da sto Simonetti, che c'era un'amicizia con una certa Barbara Dorè, che era un'ispettrice del commissariato. Chi c'aveva l'amicizia? Sua moglie? Mia moglie con questa Barbara Dorè, ma non mi ricordo il cognome. E lei non Quindi io, Michael Cardoni, la spia in polizia non l'ho mai fatta. E sua mai. moglie? E sua moglie?
Guarda, questo non lo so, io può provare a chiedere a lei, perché non è che io parlo con mia moglie. No, io le sto chiedendo se lei era a conoscenza che sua moglie facesse delle confidenze al sovrintendente Simonetti e che Simonetti a sua volta raccontava delle cose inerenti al commissariato e le persone che gravitavano intorno a Piazza Gasparri a sua moglie. Se ne parlavate a casa, se lei ne era a conoscenza, oppure questo argomento non l'avete mai sviscerato Guardi, tra marito e moglie? Cioè, marito e moglie, purtroppo, ripeto, il mio matrimonio stava andando a pezzi quel periodo, perché avevo gli zingari, Perché avevo le sempre le colpe tarantelle degli spada l'abbiamo capito, ma avete mai parlato di questa cosa? Io sapevo che c'era questa amicizia con Barbara Dorie, poi se c'era un'amicizia con Simonetti, con Antonio Franco, con Mario Soldi, io devo chiedere a Tamara, che risposta gli posso dare? Perché Mario Soldi Cioè, chi è? Mario Soldi è un altro poliziotto che stava là al commissariato. E lei come lo conosce Mario Soldi? Lei Lo come lo conosco conosce? lo conosco perché era, aspetti, non mi ricordo, penso era giugno del 2015, mia moglie stava agli arresti e proprio sì, mi pare era giugno, cioè comunque sì, era il periodo che lavorava al furgone, penso, perché stava a dormire e mi ero scordato, avevo messo le chiavi o il bambino ma nascoste, e sono intervenuti sti poliziotti e fra cui c'era pure sto Claudio Simonetti. Mi hanno portato a un commissariato, mi hanno fatto le foto, mi hanno preso impronte e sto Mario Soldi si è presentato come Mario Soldi, sta Barbara si è presentata come Barbara. Ecco come ho conosciuti, ma levando quella volta io un polizia, c'avevo proprio... Non ho capito una cosa, queste persone sono venute da lei mentre stava a dormire dentro il furgone? No, io quella notte avevo fatto un'ottata al furgone con mio padre a lavorare, mia moglie doveva rientrare a casa, non trovavo la chiave, mia moglie ha chiamato la polizia perché stava nelle sue fasce orarie, sono intervenuti questi poliziotti, dopo circa mezz'ora 40 minuti ho trovato la chiave, ho aperto la porta e mi hanno portato a me in commissariato. Mi hanno fatto le foto, mi hanno preso le impronte e così via dicendo. Solo perché non trovava la chiave. Ho conosciuto queste persone. Ma levate quelle volte non l'ho più riviste queste persone, non mi faceva piacere averci a che fare con la polizia di Ostia. Dico però queste persone sono quelle con cui invece sua moglie aveva un rapporto di confidenza, giusto? Dorè e Claudio Simonetti. Non lo so, o sta di lei o sta di... No, ma ha detto lei prima che conosceva Dorè, io Barbara Dorè la sento per la prima volta da lei. Sì, ok, ma l'ho detto anche nell'interrogatorio Barbara Dorè, mi pare. Poi se non erro, poi può essere pure, c'ho avuto una dimenticanza, lo dico adesso. No, per carità. So che c'era questa amicizia, ma non è che sapevo se andava a fare come... Cioè allora facciamo l'esempio, no? Io conosco... No, non facciamo gli esempi, Cardoni, senza che facciamo gli esempi. Cardoni, io non le chiedo gli esempi, le chiedo solo se per caso tra lei e sua moglie a casa avete parlato di questa cosa, che sua moglie aveva questo canale con la polizia e gli raccontava delle cose. Se lei lo sa, se non lo sa, se non avete mai parlato mi risponda, non abbiamo mai parlato. Ma francamente non mi risulta. Va bene. Poi Perfetto. se ci sono state discussioni mi ricordo che... Cioè non voglio andare nei particolari, no? Faceva battutine a cavolo, che c'è questa amicizia con sta Barbara, ma cioè nulla di che strano, cioè nulla di... Cioè ripeto, ero talmente offuscato dai zingari che non è che stava a pensare alla polizia di Ostia. Ma perché c'erano delle discussioni tra lei e sua moglie su ste amicizie? No, c'erano le discussioni per i zingari. Lei ha detto prima faceva le battutine, chi faceva le battutine? Sua moglie che conosceva questi poliziotti, gli faceva le battutine a lei e c'erano queste discussioni. Faceva battutina così generica, ma non è che mo mi ricordo per filo e per segno quello che mi ha detto. Che battutine? Cioè, gli faceva a lei le battutine, come dice, io conosco sti poliziotti, che significa fare le battutine? Mentre litigavate gli faceva le battutine. Non mi ricordo nello specifico le battutine. Battutine del tipo, cioè, tra marito e moglie si parla, no? Mi faceva la battutina, cioè magari che ne so, me lo devo sedere, magari per una settimana non c'avevamo rapporti, mi faceva la battutina, se non lo famo,
io dico a Barbara e a Claudio ti faccio arrestare perché sei mio marito e devi rispettare il codice del matrimonio, battutine sciocche, queste sono le battutine. Poi, ripeto, lei faceva la confidente o meno, questo lo sa Tamara, io Michael non ho mai fatto il confidente con nessuno, ho fatto il collaboratore di giustizia di obbligo, perché ripeto, se a me i signori Spada mi lasciavano casa mia almeno, mi hanno levato la mansarda, casa di mia madre, almeno casa mia, mi lasciavano quella, non mi torturavano, io stavo ancora a Ostia, tranquillamente. Non avrei mai denunciato io. So denunciare perché proprio mi avevano messo proprio l'angoscia e l'esasperazione dentro la testa. Senta, un'altra cosa che le volevo chiedere è che lei a un certo punto dice che era andato a rubare dentro un box dove era custodita della sostanza stupefacente una pistola. Se lo ricorda? C'era un locale dove era custodita la sostanza stupefacente e una pistola. Aveva avuto questa informazione e c'era andato a rubare dentro. Se lo ricorda, Cartoni? Io ho fatto sto furto, non me lo ricordo. Dovevo fare un furto al forno di Fasciani perché c'era una partita di cocaina, ma purtroppo la serranda si è bloccata perché era quella automatica. Fatto sta che dopo un giorno o 2 giorni mi sono venuti a prendere i signori Pollari sotto casa con mio padre e mi hanno detto che quel forno era di Carmine Fasciani e che non si doveva toccare. E sto forno stava a Piazza Enerbetica? Sì. E a Piazza Enerbetica ci abita anche suo suocero? Mio suocero abita a Via della Zorre, sì, da vicino. Angolo Piazza Enerbetica? Ah, sì, primo angolo, sì. Sta lì, no? Quindi è una zona che lei conosce Sì, bene. sì. È un Una posto zona, che lei sì. conosce bene, no? Eh? È un posto che lei conosce bene, visto che ci abita suo suocero. Sì, vabbè, conosco bene, sì. Primo di sì. Va bene, signor Giudice, non ho altre domande, Presidente. Presidente, io ho dimenticato di fare una domanda sulla condizione di salute del 2011, l'ischemia riferita dal test, se è possibile soltanto una domanda. Prego. Buongiorno, lei ha riferito di aver subito un grave episodio ischemico nel 2011. Sì, 3 microischemie in testa. Okay. E questa patologia ha influito anche sulla memoria? No. Ha influito sulla forza mia destra. Io ho fatto il pugile, ho fatto tanti sport, purtroppo da quando mi è presa l'ischemia il braccio destro non mi funziona come mi funzionava 10 anni fa. Quindi ha avuto 3 episodi ischemici, quindi lei, dal 2011 fino al... Sì. Io giuro 3 episodi ischemici nel giro di 2 giorni. Nel giro di 2 giorni. Nessun'altra domanda. Allora, c'era l'avvocato Granozio. Io sono rapida, posso? Allora, prego, Avvocato Granozio. Prego, prego. Signor Cardoni, alla scorsa udienza lei ha parlato del circolo Morandi, se ne ricorda? Non mi pare. Probabile di sì, non se sì, lo so ricordo. di chi era Morandi, quello sì, lo so. Può spiegare alla Corte che cos'è il circolo, Il circolo Morandi? No. Posso? Prego. Prego. Il circolo Morandi era... Cioè, all'epoca, quando lo conoscevo io, era... Cioè, diciamo un campo da calcio. Cioè, giocava al Morandi. So per certo che... Intende la squadra, Pure Morandi? Sì, era una squadra che gestiva Roberto Pergola, era il suo il Morandi. Da quello che so, voce di popolo, voce dei quartieri, il Morandi era di Roberto, di Roberto Pergola. Poi In se effetti, fosse effettivamente... alla scorsa udienza di questo ha parlato, per questo le chiedevo questa specificazione. Quindi questo Sì. circolo Morandi, Morandi. dove c'è un campo di calcio, mi pare di capire. Io non ho ancora fatto un sopralluogo ad Ostia. Mi può spiegare dove si trova esattamente?
Trova non mi ricordo la via, comunque è una traversa di via Antonio Forni, è in fondo via Antonio Forni a destra. È Se vicina gira a sinistra vai verso Piazza Gaspari, se giri a destra e rigiri a destra è via Baffico. esatto. E il Morandi sta prima di via Baffico. L'ingresso... Dove c'è sta il capolinea dello 05 Barrano, mi pare. Scusi, non la sento. Dico, il Morandi si trova vicino il capolinea dello 05. Su via Baffico. Sì. No, il Morandi sta una traversa di via Baffico. E la traversa è quella che va verso Piazza Gasparri? Sì. Di fronte al famoso garage? Quale garage? Scusi, non l'ho sentita. Quale garage? No, scusi, abbiamo parlato la volta scorsa del garage. Le chiedevo se questa traversa di cui lei non ci ha indicato il nome è quella che va verso... Garage dove... Guarda, il Morandi si trova sulla via dove abita Daniele Pergola. Cioè, entri dentro l'otto di Daniele, che entri dalla pizzeria del papà di Juan Carlo Spada, d'Armando. Sì, Tu entri dentro le lotti di Piazza io faccio Gaspari. fatica perché non conosco questi esercizi commerciali. Se lei non ci sa dare la via, se ci può dare un riferimento un po' più... Posso usare Maps? Io non c'ho Maps, non esatto, mi io ricordo. produrrò la Google Map, diciamo... Scusate un attimo, è verificabile su Google Maps. Se l'avvocato apre il test non c'ha Grazie, la... Se pubblico l'avvocato ministero, apre è Google Maps... un'opposizione? Perché voglio dire, non è un cartografo, ha dato tutte le indicazioni per l'individuazione, tra l'altro non diciamo così di un piccolo oggetto, ma di un campo di calcio. Va bene, andiamo avanti. Su. Presidente? Vai. Allora, le dicevo, questo ingresso è su una strada perpendicolare a via Baffico, è corretto? Scusi, abbia pazienza, no, voglio dire, no, allora, cioè io faccio una formale opposizione, perché diciamo è paradossale che stiamo conducendo un esame sulla toponomastica e la topografia e la collocazione di un campo di calcio. Cioè voglio capire qual è la pertinenza rispetto a quanto il test finora ha riferito in esame e che adesso riferisce. Va bene, ci spieghi la rilevanza, perché effettivamente abbiamo vocalizzato abbastanza bene. Poi, non so. Posso continuare, Presidente? Così si capisce la rilevanza, se ci arrivo facendo le domande. Adesso no, siccome c'è un'opposizione, io vorrei che c'è una richiesta del Tribunale, della Corte, io vorrei capire la rilevanza. Immagino se, come Presidente, dire... alla scorsa udienza Cardoni Michael ha indicato, e lo ha ripetuto anche oggi, Pergola Roberto come gestore di un circolo, non solo di un campo di calcio. Allora io sto cercando di ricostruire cosa c'è in questo circolo, che cosa gestiva Roberto Pergola, ma soprattutto che cosa è a conoscenza del test, sui tempi e sulle attività. Se mi consentite, se è ammessa la domanda, altrimenti ne prendo atto. Allora, Cardoni, ritornando al circolo Morandi, lei alla scorsa udienza ha detto che Roberto Pergola lo gestiva. Lei intende dire che gestiva il campo di calcio oppure c'era qualcos'altro al circolo Morandi? Al circolo Morandi c'è sta il campo di calcio e il circolo Morandi che sta dall'altra parte della strada. Che cos'è il circolo Morandi? Che cosa intende? Noi non siamo stati ad Ostia e non conosciamo il circolo Morandi. Può spiegare alla Corte? Io francamente sono passati più di 10 anni che non vado al Morandi e francamente... Vabbè, ma allora, il circolo Morandi si trova in una traversa di via Baffico che porta a Piazza Gasparri. L'ultima volta che l'ho visto 3 anni fa era molto in disuso, diciamo, volevano fare addirittura un campo di punchball dove si sparano con la vernice, ma era tutto pieno di erbacce, pieno di monnezza e così via. Scusi, lei quindi diciamo sto circolo è alla andato scorsa udienza abbandonato. ha fatto un riferimento a Roberto Pergola e a questo circolo Morandi. Roberto Pergola gestiva sto Morandi periodo... fino a 15 anni fa, 10 anni fa. Ecco, se ha passato questa attività io non lo so. Se mi può spiegare, per quello che è a sua conoscenza, quando
le risulta l'epoca, la data, non intendo il giorno, ma insomma gli anni in cui le risulta che Roberto Pergola gestiva il circolo anni 2000. Ok, e fino a qua, quindi iniziato nel 2000 e fino al, per quello che le risulta? Io ripeto, non ero proprio amico intimo di Roberto, che ci mangiavo insieme, però so che il Morandi era il suo perché Giovanni Galleoni, Francesco Antonini, Emilio Salomone, tutte queste persone stavano in batteria insieme e sapevo che il Morandi era di Roberto il Negro. Poi se l'ha preso nel 98 No, e nel scusi, 2007 io non le ho levato, chiesto. questo non lo so. Lei era molto giovane nel 2000, quindi io le sto chiedendo. Sì, io ho cominciato a frequentare Ostia nel 2001-2002. Appunto, io le sto chiedendo se quando lei era già più grandicello, quindi nel 2004, quando ci ha detto che aveva 16 anni ed era già un po' più inserito, se le risulta che Roberto Pergola gestiva ancora il Morandi o cosa le risulta? A me mi risulta che il Morandi era il suo, ma cioè, francamente non è che ho mai visto là fuori al ticket o che stava là, cioè mi è capitato di intravere Daniele, Roberto. In generale, scusi Cardoni, lei Pergola Roberto lo conosce fisicamente? Sa quanti anni Certo, ha? lo conosco. Lo ha So pure visto? dove abita. Dove abita? Abita a via Corrado del Greco, al palazzo davanti Stefano Polidori che è deceduto. Abita al primo piano e c'ha due case là via Corrado del Greco. Scusi, a via Corrado del Greco, sempre, se non si arrabbia il pubblico ministero per la toponomastica, è vicino a Piazza Gasparri? No, è una via Corrado del Greco è una traversa, è la parallela di via Costanzo Casana. D'accordo, grazie. Dove abita il papà di Silvano Spada, Armando Spada, Pergola abita al palazzo di Chiero. Per spiegarci. È stato molto preciso, la ringrazio. Non ho altre domande. Grazie. Allora, Avvocato Bruzzese Grazie Presidente. Buongiorno Cardoni, Avvocato Bruzzese. Buongiorno Avvocato. Senta Cardoni, io avrei solo delle precisazioni da sottoporle. Lei, a proposito di Nando Di Silvio, ha riferito alla scorsa udienza, dice, io lo conoscevo perché gestiva la piazza di spaccio davanti all'Italy Poker. Ora, lei, come altri collaboratori di giustizia hanno detto cose diverse, come ce l'ha questa notizia? Qui c'è la piazza del spaccio perché allora c'è sta un ragazzo che vendeva anche per Simone Venditelli e so personalmente, non mi ricordo come si chiama, francamente se vedo una foto lo so riconosco, so un conto per strada. Allora, guardi, però il nome non lo so. Senza fare troppi giri di parole. Noi abbiamo No, perché allora i collaboratori diciamo principali di Nando De Silvio, come ho detto nella scorsa udienza, la dottoressa Calò gli ho detto se potevo dire i nomi, sono in omissis lo vediamo tra un attimo. Aspetti un attimo. Io quello che voglio sapere, siccome Dociu è venuto davanti a questa corte e ha riferito che Nando Di Silvio non poteva spacciare sul territorio di Ostia, ma doveva limitarsi a Fiumicino, io voglio sapere come si concilia questa... No, mi faccia Aspetti, faccia finire la domanda. Prego. Come si concilia questa affermazione con quella che lei ha fatto alla scorsa udienza. Quindi la domanda è, lei come ce l'ha questa notizia? Ce l'ho perché io frequentavo l'Italy Poker, io a notte andavo a rubare per i box, per le cantine, per le farmacie, da tutte le parti, e magari capitava che andavo all'Italy Poker a comprarmi le sigarette e vedevo Nando che stava là a vendere i pezzi, gli faceva vendere i pischelli che conoscevo, ecco perché lo so. Poi vorrei chiedere una cosa al signor Presidente, se posso. Prego. Dica. Ma il signor Paul Dociu, che lei mi dice... La scorsa volta mi avete fatto vedere una foto che io ho riconosciuto anche sotto interrogatorio di un ragazzo romeno che lavorava, che è andato in piazza con il signor Abdel l'egiziano, detto l'egiziano. Ma è quello Dociu? È una domanda per favore, non lo so, per capire anche io se lui.
Andiamo Perché l'unico poi- numero che spacciava a Piazza Gaspari era lui, quindi torniamo- mi viene il dubbio che fosse lui. Va bene, risponda intanto alla domanda dell'avvocato. Comunque, torniamo alla It all began sort of Allora, sometime either lei at the end of frequentava l'Italy Poker perché andava a rubare, poi andava all'Italy Poker, poi all'Italy Poker lei ha riferito che c'erano delle persone che spacciavano per conto di Nando Di Silvio. Io voglio sapere, lei come lo sa che spacciavano per conto di Nando Di Silvio? Lo so perché stavo là, perché Nando andava con la macchina sua, con la 500 bianca, a prendere i pezzi e glieli dava. Io so perché comunque sia stavo quasi sempre là, non dico tutte le sere, però ecco, andava a rubare mezzanotte e l'una, finiva a lavorare per 3 e 4, mi mettevo un'ora là fuori, mi fumavo una sigaretta, stavo un po' in pace, tutto là. Poi ripeto, ci sono nate e cresciute a Ostia, i fatti e cose so. Va bene, e questo Che sapevo- in che anni avveniva? Prego. In che anni Era il avveniva? 2015, 2014, 2015. 2014-2015. Senta, sempre nel corso dello scorso interrogatorio, lei ha detto che c'erano queste persone che spacciavano per conto di Nando Di Silvio. Ci dice chi sono queste persone? Io, cioè, ci stanno 2 o 3 ragazzi, ma non è che mo mi ricordo nome e cognome, cioè di fisionomia me li ricordo, le faccia mi ricordo. Vabbè, se qualche nome lo sa, qualche soprannome. Stava Simone Paniconi che vendeva sia per Vendirelli che per Nando. C'è stava la ragazza di sto Simone che si chiamava Valentina, non mi ricordo il nome, comunque sia una mezza tossica, secca, là vicino. E in altri 2 o 3 ragazzi che de faccia me li ricordo, ma purtroppo nomi e cognomi non mi vengono in mente. Sì, Cioè, però- comunque sia, poi Nando faceva anche il passamano, c'aveva all'arte i suoi soci che la davano altre persone per la vendita al dettaglio. sì, Poi però- se Docio dice che Nando non poteva vendere a Ostia, non lo so se è vero o non è vero. Nando stava là, ci stava un bellissimo rapporto cioè, poi non capisco perché ci dovrebbe aver avuto il divieto, seppure lui era appartenente al clan Spada, non la vedo Questo logica come cosa, cioè, era appartenente al venivano clan a Spada, fare... è una cosa che No, vedremo. le spiego, avvocato, no, le vorrei dire la mia. Mi sembra strano perché quando mi facevano le tarantelle, mi venivano sotto casa alle 2:30, mi sono venuti a levare a casa, Nando stava sempre in mezzo, quindi mi domando se era una famiglia così unita, perché non gli davano la possibilità a Nando di vendere Ma solo scusi, cocaina? vabbè. Nando le ha mai detto o usato violenza per appropriarsi di casa sua? Allora, Nando non è che ha usato violenza, Nando mi ha portato a un balcone e prima che mi portava a un balcone c'era la moglie che mi pare si chiama Sonia e c'era mia moglie Tamara, ci aveva offerto 10.000 euro e mezzetto di cocaina. Io gli ho detto: Nando, guarda, io mezzetto di cocaina mo non faccia, perché io non è che mi posso mettere a vendere la cocaina, io sono ladro, vado a rubare. Il problema è stato questo, che poi mi ha portato a un balcone e mi ha detto: ma se poi metti la cosa a zompa, io ti posso dare pure più soldi, ma se poi a fare zompa poi devi vendere a vita per me. Non mi sono- Cioè, è chiaro che lui non era avesse queste minaccia. perplessità perché comunque lei la casa l'aveva occupata abusivamente, quindi lui si andava a comprare una casa che era occupata abusivamente. Ma la domanda era Ma lui precisa. voleva i giri in polizia, voleva la residenza della moglie, voleva la luce, Senta, voleva tutti i Cardoni. giri fatti per 10.000 euro e mezzetto di cocaina. Cardoni, mi Perché le faccia- case del comune che vende la gente vendono anche a 60.000 euro, ma poi se ti buttano fuori è un tuo problema, perché le case del Vabbè. comune non si vendono. Cardoni, risponda alle domande adesso. Prego, avvocato. Sì, io ho risposto. Oh, Sì, sì. Uno che a me mi dice
Se poi mi buttano fuori, lavori per me a vita, come andiamo a finire, è una minaccia per me. Se poi l'ha detto scherzando, perché qua pare che ha spiegato dicono tutti il i senso sì. della minaccia. Va bene. Cosa voglio dire? Senta, in relazione a queste persone che lei ha nominato prima come collaboratori presunti di Nando Di Silvio, lei alla scorsa udienza ha detto che Nando Di Silvio si avvaleva di persone che non è che spacciavano per lui, ha detto testualmente non sono spacciatori o persone che si mettevano con Nando a vendere il pezzetto, sono soci, sono persone che stanno allo stesso livello. Avvocato, io ho risposto alle domande della dottoressa Calò. I soci di Nando De Silvio c'è omissis e non posso dire chi sono. Poi se il giudice o il pubblico ministero mi dice che li posso dire, li dico. E perché non li può dire? No, vabbè, se ci sono delle indagini può pregiudicare. Ci sono indagini in corso. Però lei, vabbè, ribadisce, perché la volta scorsa sembrava appunto che fossero di pari grado. Sì, io ho detto i soci che smerciano la cocaina in grosse quantità, ma ragazzetti, i pischelletti che vendevano al prezzo ce l'aveva Nando. Magari mi sono espresso male o ci ho avuto una dimenticanza, però questa magari è un'occasione per dirlo. Va bene, quindi dobbiamo differenziare le posizioni. Lei in risposta alla dottoressa Cavò parlava di soci, diciamo, non di collaboratori come ha detto oggi, di persone che spacciavano per conto di Nando. È così? Ci spieghi meglio. I soci di Nando erano persone allo stesso livello di Nando, soci in affari. Invece quelli di cui era manovolanza. Ha parlato oggi la manovalanza, cioè Simone, la ragazza di Simone, eccetera. Questi sono quelli che spacciavano per conto di Nando. Abbiamo capito bene? Sì. Presidente, solo per precisazione, come sanno le parti, il verbale illustrativo di Cardoni è stato depositato, diciamo, con delle parti omissate, diciamo, che non afferiscono a questo procedimento. Punto. Va bene. No, ma io volevo solo capire. Sì, no, ma oggi mi pare che abbia spiegato questi due livelli. Ma se queste persone stavano tutte davanti all'Italy Poker o se invece stiamo parlando di cose completamente diverse, questo era lo spirito della domanda. Senta, un'ultima cosa, quando lei fa riferimento ad Armandino Spada, parliamo di una persona di che età? Adesso c'ha 22 anni, penso. 21 anni, 22 anni. Comunque il fiore Giuliano, mo' mi è tornato in mente il papà. Quindi non è lo Spada Armando attualmente ristretto per questo procedimento? No. Non è quello. Va bene. Armando ristretto è il papà di Juan Carlo, no? Se non erro. Tozzi. Sì, avvocato Luigi Tozzi, salve, per la posizione di Alves del Puerto Ruben Nelson. Allora, qualche precisazione. Senta, può dirci innanzitutto se conosce il signor Ruben? Sì. E ci può dire anche l'arco temporale? In quale anni l'ha conosciuto? Ruben l'ho conosciuto nel 2006, 2005, 2006. E dico, ecco, in quale occasione? Lo conoscevo perché... Prego. Lo conoscevo perché in quanto abitava a casa di Thomas Poliziani a Lido Scalo, ci capitava la sera che magari non prendevamo lo scooter rubato per andare in piazza, ce la facevamo a piedi. Ruben lavorava a un ristorante sul porto, Ruben andava a lavorare al ristorante come lavapiatti e noi andavamo in piazza. Diciamo, l'ho conosciuto così. Ecco, dico, l'attività del Ruben si è limitata a questo qui, soltanto nell'accompagnarla in piazza? Ruben andava a lavorare al porto, a un ristorante. Il nome del ristorante non lo ricordo. Ruben andava a lavorare in piazza
quando staccava dal lavoro veniva in Ciao, piazza. sono Dario per Alternativa Tante volte Linux. Le migliori succedeva che alternative tornavamo a gratuite casa a Windows. insieme. Clicca su Ligora con il Vedevamo dito magari di un installa Linux passaggio da Mint. Le Francesco differenze tra le edizioni di Spada Linux del Mint come percorso, procurarsi o Linux magari Mint era il giorno che freddo. prendevamo la moto, quindi se facevamo via del Little Scalon 3 sulla moto, e diciamo poi piano piano è subentrato a Piazza Gasparri. Ecco, che significa è subentrato in Piazza Gaspari? Può essere un po' più specifico? E è entrato a spacciare pure lui a Piazza Gasparri. E glielo dava lei? Io non glielo davo. Dico, la Dava sostanza Daniele Pergola. stupefacente gliela dava lei? No, Daniele Pergola. E questo qui, lei lo ha appurato perché lo ha visto questo particolare, questa cessione dal signor Pergola nei confronti del Ruben, o perché lo ha sentito da altri soggetti? Non l'ho sentito da altri soggetti, lo so perché comunque sia, anche se non spacciavo più nel 2007-2008 a Piazza Gasparri, io ci passavo a Piazza Gasparri, andavo a salutare amici, andavo a salutare Marco Salera, andavo a salutare Danilo Salera, andavo a salutare loro, Ruben, Raniele, c'era un'amicizia ancora. Senta, e quanto è durata questa cosa? Un mese, 2 mesi, una settimana, 2 settimane? Ce lo può quantificare? Tra Ruben e Daniele? Sì, sempre se lo sa Penso ovviamente. qualche anno minimo. Qualche anno sempre perché lo ha sentito... Qualche anno sempre perché ovviamente No, lo ha perché sentito io è dire... successo che sono andato in carcere, sono riuscito, sono passato in piazza e Ruben e Daniele stavano sempre là. Ho capito. Quindi se io mi sono fatto un anno di carcere, 8 mesi di carcere, esco, stare ancora là, vuol dire che ancora spacciate. Ho capito, però questo qui è una sua supposizione. Non è una mia supposizione, perché se via il Piscella a Piazza il pezzo e Ruben era il pezzo, Dico, non è lei, una supposizione, avvocato. questo passaggio di pezzi, come lo quantifica lei, li vedeva? È capitato, ma non è che io... Allora, avvocato, partiamo dal presupposto che Piazza Gasparri, dopo la Vietta, era una delle piazze di spaccio più grosse di Ostia, quindi era una cosa di quotidianità vedere la gente che veniva al pezzetto, come se vai ai lotti a via Vasco de Gama, vedi quelli che vendono la roba, è una cosa proprio a luce del giorno, a tutte ore del giorno succede. Cioè, per uno come me, vede che passa il pezzetto è come uno che si sta a fumare una sigaretta, tutto là, normalità quotidiana. Ho capito, a me non interessa, può essere anche la piazza più grande del mondo, mi interessa la posizione di Ruben, quindi le ho semplicemente chiesto, ecco, se Io lei... so, allora, io posso dire ciò, che Roberto Spada, detto Zibba, ha parlato con Manuel Di Rocco, che è stato arrestato nell'operazione dove è stato arrestato anche Ruben. Questo ha detto di Zibba, poi non lo so se l'hanno arrestato con Ruben Emanuel Di Rocco, questo non lo so, non ho i fogli, i giornali non mi piace neanche leggerli, manco sì, la televisione guardo. Però a me non Quindi... interessano tutte queste altre situazioni, a me non interessano, io le ho fatto una domanda no, perché a me arriva al punto, no? E va bene, arrivi al punto, ma non è questo qui il punto della mia domanda, lei deve essere Al signor soltanto Ruben specifico. l'hanno arrestato a Piazza Pulita perché? Cardoni, perché vendeva i attenta alla santini al domanda. semaforo o perché spacciava la droga? Scusi, avvocato. No, allora a me non è che mi deve fare una domanda lei, allora io le ho semplicemente Una detto, risposta. lei mi ha detto che il Ruben ha spacciato per un determinato periodo di tempo, io le ho soltanto chiesto, per questo determinato Lasso periodo di di tempo, lei lo ha appurato di persona o eventualmente perché, ecco, come ci hai riferito prima, passava in piazza e lo vedeva con altri soggetti? Tutto qui, è molto semplice la No, domanda. passavo in piazza e lo vedevo. Ecco, perfetto. Poi ho non c'è curato le bisogno- persone, non è che andavo là e gli dicevo Ruben quanti pezzi hai venduto oggi? Ne facevi i cavoli mia, io ero borseggiatore, lui era spacciatore, Va bene. ognuno si faceva la vita sua. Perfetto, ecco, era molto semplice la risposta, non ci andiamo a complicare la vita. Allora, senta, ecco, un'altra domanda. Lei ha rappresentato che in un'occasione si sarebbe recato in spiaggia con il Ruben per fare una pippata. Ecco, che cosa significa fare una pippata? Ci siamo recati al Little Scalo sui scogli,
Lui, diciamo, era ancora un ragazzo molto ingenuo, non faceva uso di sostanze stupefacenti. Io mi ero fatto qualche Ceres a Bisca del Savoia e ho voluto dare una botta così. Lui ha dato con me, ma comunque è successo 2 volte, non di più. Ok, senta, E da là io ho detto, vabbè, ma senti, ma ecco, una pippata che Dica. significa un'assunzione di cocaina, ecco, una fumata di La pippata è hashish. 1,01, è fresce. Una botta di cocaina, allora un pezzo è 1,05, mezzo grammo, una botta è 1,01. Ah, ok. Cioè non è che ero un tossico accanito che mi devo fare una botta da 0,3, 0,4. Ho dato una bottarella per richiamarmi un pochetto perché stavo ubriaco. Ho capito. Se siamo pippati in pezzo 2, non è che se siamo pippati in 10 minuti. Senta, dico, lei in quel periodo faceva uso di sostanze stupefacenti? No, io mi piaceva solo bermi le Ceres e la Sambuca. Ok, però dico, Sostanze ecco, stupefacenti, ripeto, è capitato un paio di volte con Ruben, mi è capitato di farmi una cannetta ogni tanto, ma non ero come si dice, un assuntore frequente, perché a me non mi piace né fumare né pippare, a me piace star lucido. va bene, nessun'altra domanda, grazie. Corrado Porcelli, prego. Mi scusi signor Presidente, dal sito di Palermo, l'imputato Nando De Silvio intende rinunciare alla prosecuzione dell'udienza. Ha facoltà di allontanarsi. Ringraziamo. Grazie.